che hanno condiviso questa idea e abbiamo portato avanti questa progettualità, che dovrebbe essere quindi la nascita di un progetto finanziato che entro il 2020 avrebbe dovuto portare tutta una serie di modifiche all'utilizzo del quartiere e modifiche anche edilizie, quindi utilizzo delle acque reflue, utilizzazione delle temperature, alimentazioni, e quanto altro. Partiamo però con il progetto che noi abbiamo presentato nel 2014. Il motivo dell'incontro è perché dopo diversi contatti con il sindaco, in cui gli abbiamo chiesto di intervenire presso la regione per revocare la gara di bando di assegnazione della villetta, dell'alloggio del comandante, e questa preghiera è stata fatta per tentare di far sì che il Comune abbia una voce nell'assegnazione degli spazi all'interno della città, e per di più deve essere un effetto che deve maturare insieme alla cittadinanza. Non può essere la regione che si vende un pezzo di terra senza aver parlato né con il Comune né con chi ci abita. Come ho scritto nella lettera aperta che gli ho mandato, ho detto che la regione ha il diritto di vendere, ma lei ha il dovere di intervenire a tutela degli interessi della cittadinanza. Il sindaco ha risposto? Ovviamente no. Né in una lettera che è sempre via PEC che gli ho mandato qualche giorno fa, né nella lettera aperta che gli abbiamo spedito ieri. Voi cosa intendete fare? E noi continuiamo a muoverci in maniera educata, però continuiamo con fermezza a tentare di trovare almeno un incontro con lui per capire cosa si può fare. Cosa volete fare di questo appartamento? Noi adesso, quando faremo la presentazione, lo vedrà meglio, però l'obiettivo che noi abbiamo è quello di creare un polo di riferimento nel quartiere. Questo è un quartiere dormitorio, anche se di buona qualità, ma non ha punti di riferimento. Non ci sono più punti dove poter fare delle aggregazioni di qualunque tipo. E siccome sono ormai 3 anni che lavoriamo con i bambini sulle scuole, per noi quello era un punto dove poter continuare a lavorare durante l'estate insieme ai bambini e fare quindi una continuazione dell'impegno didattico. Per di più, questo nostro principio, guarda caso, è stato affermato adesso nella legge della buona scuola. Quindi nella buona scuola c'è scritto che le scuole devono preparare un piano triennale confrontandosi con il territorio, con i genitori, con gli insegnanti, ma anche con le rappresentanze del territorio. Non è una posizione ideologica e preconcetta. Sono Antonello Gregorini, abito in questo quartiere e da molti anni seguo le vicende della città. Almeno da un decennio io sento parlare del problema dei centri sociali. I centri sociali che a Cagliari sono pressoché inesistenti, perché questa funzione storicamente è sempre stata demandata alle parrocchie, che tra l'altro esistono sempre meno. Adesso in questo quartiere è nato un gruppo di associazioni che si sono coalizzate per costruire qualcosa dal basso, così come richiesto in tutti i programmi elettorali. Facciamo le cose dal basso, promuoviamo le azioni dal basso. Qui è nato qualcosa dal basso, però sembra che la politica non ascolti le istanze che vengano dal basso, e quindi fondamentalmente ciò che chiedono queste associazioni è di poter costruire una serie di progetti all'interno di una struttura pubblica, che sia quella richiesta, cioè il villino del comandante o altre, dove sviluppare tutta una serie di progetti molto importanti di ordine sociale che riguardano il quartiere.